Buonasera, benchiatas con Gnovis. Le precipitazioni hanno colpito di Nufla, queste dal Friuli Vignesi Giulie. Un diluvio alla Inagad Lignana, vicina a Bibion, con 90 mm di ploie golassi in 30 minuti. Dopo le sdisce, tanti di strade in tanti zone di località balneari, in particolare a Pineta, il forte temporale alla della dipiesa situazione, anche per i rischi di pin che hanno bloccato la flusso de aghe ploiane, bande la rete di schiarie, in tanti processi sparniciarsi in tal territori. In vore li si trovori, se vince do ioms di protezione civile, li sguardi dal fug di Lignanti, Sane, Codroi, Peudin, una cinquantina di domande di soccorso per dam e inagamenze. La forte ploie colada in tagli ultimi sdici ha causato anche dams all'asfalto di autostrade A4 in tal toc de tierce corsie di Miegegnot di UE fino a squadri di domani mattina autovie venete a fare un intervento di restaurazione e pavimentazione danneggiata tra Tisane e Puarte in direzione Vignese con sierade dal trat. Une anziane è stata chiamata sotto queste mattine snufi in via Montreale a Pordenone, in prossimità del crociere con via dell'artiglieria per causis al Val de Polizie locale. La femmina è stata colpita di un SUV guidato di un uomo che dall'ospedale del Daura procedi verso l'Arc San Juan. L'anziana dopo l'impatto gli era da tiere battinti il chiasso sull'asfalto e li sos condizioni sono seris. A teams di Pore ieri sera, poco dopo dalle 11, per un fuoco si è sviluppato al plantiere di una chiesa a Presinins. Le flamme sono partite di due congelatori e per via dal fumo hanno bloccato un uomo, il proprietario delle chiese, dentro le sottiamare. Alle state portate in salvo dei sguardi dal fuoco intervenuti sul puesto. A Chiolevin gasoli di machinis operadoris, arrestati due laris seriai, sono un uomo di 29 anni e un di 42 di listizie, destinatari delle misure di custodia cautelare in preso mandati fuori dal GIP dal Tribunale di Udine. Una terza persona è stata denunciata in stato di libertà. Le risultate delle operazioni condotte dal nucleo operativo radiomobile delle compagnie dei carabinieri di Gradisce. La banda agli prendiduti in tai di settimane, una dosina di srobari scontati e 12.000 litri che sono stati srobati perché di che già tornasse proprietari legittimi di là dal discomut e dal pensiero dei responsabili dei ditti interessati dei srobaris, in particolare in tai cantieri di Rivignante Ore, Pavire, Mangias, Savignam e Dael. Tra quest'anno e il 2029 avverranno fatti interventi di manutenzione e metodo in sicurezza su 32 points della regione per un valore di 80 milioni di euro messi a disposizione della regione dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. La regione si impegna con di più a chiatare altri 10 milioni necessari a coperture di spese, poi altri 7 interventi che entrano tra i periodi, portando così l'investimento complessivo a 91 milioni di euro. Tra gli interventi più di pressa sono la manutenzione straordinaria del punt di lungo delle strade regionali 464 in dei comuni di Gnano e Spilimberg per 46 milioni. Al previoti sladiamento delle sede stradali, la realizzazione di due corsis ciclopedonali al di là dell'adeguamento strutturale del punt e delle scogliere di protezione idrauliche des pilis. Il bolletin Covid sono 407 news infestas fuori in regione nelle ultime 24 ore su 3.210 prove fatti, 3 ricoverati in terapia intensive, 120 volte che altri repars, a son 5 le persone morte con Covid, 2 a Udine e 3 a Trieste. Fa progressi attività finalizzate al sviluppo di interventi nutrizionali che aiutino a venire in salute. Alle queste l'obiettivo che si sondasse il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università di Udine da invito a una unità di ricerche specializzate in studi multidisciplinari integrate delle relazioni tra alimentazione e salute umane.
L'iniziativa è stata presentata a Udin, fra i risultati spietas, la realizzazione di alimenti per medicine personalizzate, per cure del benestare e la prevenzione di qualche patologia in bande de correlazione tra moleculis e effetti quindi lettat. Spietaris cum di plui lis linis guida direcadis all'istituzione di politichis e azioni direttis a migliorare la qualità della vita, benestare e salute. Il progetto de Kronospan non è presente un pericolo grave imminenza radut perché i pericoli per salute pubblica non sono suffragati dai approfondimenti tecnici. Con queste motivazioni il TAR, dal Friuli Venezia Giulia, l'ha mandato in urla domande dal Comune di San Vito al Tiliment di sospindi l'iter autorizzativo regionale dal progetto. L'amministrazione comunale ieri ricorruto quindi il provvedimento di autorizzazione unica regionale per l'ampliamento dell'impianto e la realizzazione di una linea produttiva di pannei di legno riciclati con tune stue per il manchiato recepimento delle osservazioni presentate. Dal 1 gennaio del 2023 di UAI spazi e nuove imposte regionali. In tal corso dai lavori del Giunta regionale di UE, l'assessore all'autonomia locale Pierpaolo Roberti ha presentato il schema dal design di legge sulle imposte locali sui immobili. Con le nuove norme ammuderanno le aliquote applicabili a diverse tipologie di immobili che ad eventi in tre, i fabbricati a uso abitativo, diversi di abitazione principale, i fabbricati strumentali, attività economiche e gli aris prefabbricabili. E alle tutte per usgnot, nuovi saltone lunis, sempre alle stesse ore. Mandi e arrivederci, buone serate.